Il liceo Raffaello Politi anche quest'anno apre le porte ai ragazzi di terza media, che dovranno scegliere il nuovo percorso di studi da affrontare a partire da settembre. L'offerta formativa prevede due indirizzi: Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scientifico, entrambi volti a potenziare le capacità intellettuali degli studenti, nonché ad agevolare il loro inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Qual è l'offerta formativa che proponete ai nuovi studenti? L'offerta formativa che propone il Politi consta di due indirizzi, l'indirizzo scientifico e l'indirizzo di scienze umane. I due indirizzi di studio offrono anche due opzioni. Lo scientifico offre anche l'opzione scienze applicate e scienze umane con opzione economico-sociale. I due indirizzi perseguono la medesima finalità formativa e concorrono con i loro specifici contenuti all'acquisizione di conoscenze e competenze organiche e strutturate. L'istruzione scolastica, inoltre, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, offre attività curriculari ed extracurriculari altamente formative e integrative al curriculum di scuola. Il liceo infatti dà molto spazio nella sua offerta formativa a laboratori di potenziamento, quali laboratori linguistici, laboratori di educazione ai diritti umani, intercultura, FAI, visite guidate presso siti di interesse artistico e naturalistico, convegni di studio pirandelliano, premi e concorsi letterari. Per i suoi studenti una novità, ovvero la possibilità di frequentare dei corsi extracurriculari che sono in coda all'orario, tenuti da docenti madrelingua al fine di conseguire a fine corso la certificazione Cambridge, che ormai è riconosciuta e validata, spendibile sia nel curriculum universitario che nel mondo del lavoro. Sono attivi 8 corsi di diversi livelli. I ragazzi hanno risposto bene a questa iniziativa, proprio consapevoli dell'importanza di migliorare le competenze nella lingua inglese. Durante l'accoglienza sono state tante le attività svolte dagli studenti per intrattenere ed incuriosire gli aspiranti studenti, dallo sport alle dimostrazioni scientifiche in laboratorio, dalla musica e teatro a lezioni di legalità. Una novità risultata molto apprezzata sono stati i laboratori di latino con rievocazioni storiche. Sì, una novità per quanto riguarda il laboratorio di latino, in particolar modo per la civiltà latina, per introdurre ai ragazzi allo studio di questa lingua, che è una lingua morta, ma in realtà è molto viva, quindi è una civiltà che è la nostra base, la nostra cultura, e quindi abbiamo deciso di fare questo laboratorio proprio per far vedere come anche nel mondo latino i ragazzi potevano giocare, andavano a scuola e vivevano in una famiglia tipica e simile alla nostra.